colon rimane uno di quelli più numerosi, un tumore che per fortuna può giovarsi della prevenzione secondaria. In Italia però siamo ancora troppo indietro, perché? Purtroppo, benché i benefici dello screening con l'analisi del sangue occulto fecale siano ormai consolidati e dimostrati dai dati scientifici, in Italia l'aderenza allo screening è estremamente eterogenea sul territorio nazionale. Andiamo da un massimo di aderenza del 70% nella mia regione a regioni che purtroppo hanno aderenze inferiori al 30%. Questo è assolutamente un peccato, perché la ricerca del sangue occulto fecale, che se positivo poi deve condurre all'approfondimento con colonscopia, permette attraverso questa procedura non solo di diagnosticare tumori completamente asintomatici in una fase precoce e quindi di guarirli con una più elevata probabilità, ma consente anche di rimuovere polipi ancora benigni, ma che noi sappiamo nel tempo potersi trasformare, dando luogo purtroppo a dei tumori maligni. Quindi il nostro forte messaggio oggi, oltre all'approfondimento scientifico, vuole essere quello di supportare, informare la popolazione affinché lo screening diventi una realtà forte in tutte le regioni d'Italia, la popolazione vi aderisca con fiducia e siamo certi, perché lo sappiamo già dai dati delle regioni italiane con la più alta aderenza, che questo porterà inizialmente a diagnosticare più tumori, ma in uno stadio più iniziale, e nel tempo anche a ridurre proprio l'incidenza stessa dei tumori nel nostro paese.